ragazzi, ci troviamo di nuovo al ristorante Nasti, però penso che non ho mai inquadrato la pizza. La pizza qua è proprio come quella là che fanno a Napoli, buonissima, non so se prendono l'acqua di Napoli. Poi ci sta questa bellissima visuale del nostro Napoli, Sorrento, Amalfi, bellissimo. Allora, la salute vostra, e voglio inquadrare a tutti quanti voi per quanto riguarda il canale Vero Ricette Catalano, perché comunque abbiamo diversi video già di questo straordinario ristorante italiano che si trova vicino alla Plaza del Trocadero, quindi è molto facile da raggiungere. E vi voglio inquadrare la pizza perché la pizza quando la facciamo a casa è buonissima, per carità, è ottima la pizza, però ogni tanto mangiare la pizza in pizzeria, e a Parigi trovare la pizza così è veramente molto complicato, quindi vi faccio vedere dopo che bella pizza andiamo a mangiare oggi. A più tardi. A partagé, quindi a dividere, facciamo questa bella, guarda che bella burrata, guarda. È proprio un'opera d'arte. Ragazzi, qua, ma belli peperoni, bruschetta, melanzana, tutto questo. A più tardi. Va tutto bene? Allora, questa qua non è fame, è la soddisfazione di uno chef quando ritorna il piatto in cucina. Quando i piatti ritornano così in un ristorante, in cucina ritornano senza niente, significa che il ristorante ha fatto così. Allora, stamattina ho preparato la pizza, l'impasto per la pizza. Ho trovato a Parigi uno che vende chiarielle salsicce, però ho messo in frigorifero. È sempre buono fare il nostro impasto della pizza tradizionale, però ogni tanto andare in pizzeria non fa male. E questo locale, che è a 2 minuti proprio da Plaza del Trocadero, dove vedete tutti i ristoranti, fa la pizza proprio come quella napoletana, e che lui è napoletano, quindi fa la pizza proprio come si deve. Ve la faccio vedere più tardi. Ma è vero che cucinare a casa è sempre migliore, perché gli ingredienti li scegliamo noi, li mettiamo noi, mettiamo la qualità degli ingredienti, però uscire ogni tanto, andarsene in una pizzeria, in un ristorantino, magari scegliendolo buono, assolutamente non fate male, serve proprio per stare bene nella vita. Questa è una cosa molto importante. Guarda che bella tagliatina di manzo, con questo rosmarino che brucia sopra. Una bella insalatina, perché le patatine fritte non mi piacciono, però guardate qua, oh, bella, guardate che bella pizza veramente fatta a dovere. Allora, il ristorante è questo qua, non sto facendo la pubblicità, per voi che venite nei pressi di Trocadero, quindi venite a Parigi, venite a vedere la Torre Eiffel, bla 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 eccetera, quindi se volete mangiare italiano, segnatevi questo indirizzo, perché si mangia da Dio. Potete vedere anche nel mio canale di ristoranti da incubo. A più tardi vi taglio la carne. La pizza, ragazzi, mamma mia, è proprio buona. Come la carne là è veramente da sogno. Una Black Angus, mamma. Poi non ho neanche carne. Veramente eccezionale. Ragazzi, iscrivetevi, mettete un like, e se volete iscrivetevi anche al canale Ristoranti da Incubo, troverete nel link, nella descrizione il link. Questo c'è presente, quindi potete vedere i vari piatti, le varie cose. Ciao ciao a tutti e buon appetito. Mi ero dimenticato di dirvi, questo ristorante
è l'unico a Parigi che fa il ripieno con la ricotta, come lo facciamo noi a Napoli. L'unico, non esiste un ristorante a Parigi che fa la pizza ripiena con la ricotta. Mettono a Parigi sempre questo uovo schifoso che mi fa vomitare, quindi il ripieno io non lo mangio mai. Oggi non l'ho voluto mangiare perché poi è troppo, ci tengo un po' alla linea. Però è l'unico proprio, anche l'altro italiano Ciro che è buonissimo, però il ripieno pure lo fa con l'uovo, invece questo lo fa con la ricotta, la differenza ci sta.